Ciao ragazzi, oggi chiaramente come il video che avevo fatto ancora 2 mesi fa, era il 17 febbraio, parla Marco nel Comendone, siamo la stessa persona, non ho mai, come si dice, non ho mai messo né maschere né nulla, però è chiaro che in questi momenti deve venire fuori più la parte, diciamo, razionale e intelligente della persona e non quella pazza e scatenata del Comendone. Come sapete, avete visto che su Facebook purtroppo è venuto a mancare mio papà. Io vi ringrazio tantissimo per il supporto che mi avete dato, veramente. Qua capisco veramente. Ecco, queste sono le cose belle dei social e di YouTube, ecco. Avere vicino anche persone che magari non ho mai visto, ma comunque ho sentito un affetto vero e sincero. E sono contento veramente di come io ho cercato di dare allegria e simpatia con i miei video a voi. Avete fatto questo per me, io ne sarò per sempre grato e mi ricorderò sempre di questa cosa. Non è facile, però veramente. Voi chiaramente non avete mai conosciuto mio papà, per me chiaramente come penso come quasi tutti i papà per un figlio era un eroe in tutto, nello sport, nel lavoro, in qualsiasi cosa l'ho sempre visto come un esempio da seguire. E, e veramente ci ha lasciato talmente tanto amore dentro nei nostri cuori, del sottoscritto, di mio fratello, di mia mamma, e tutti quanti, che veramente lo sentiamo ancora qua tra noi, quindi la sofferenza veramente viene superata dall'amore che ci ha lasciato mio papà. Questa è anche la fede, insomma, che c'è chi crede e chi non crede, ma lo sento veramente qua, ci parlo spesso, gli faccio resoconto delle partite perché anche lui chiaramente è milanista pazzo come me e tutto quanto. Per cui ragazzi, ecco, io vi ringrazio veramente di cuore di tutto. Chiaramente c'è il Comendone, sarà sempre il Comendone perché poi questo è quello che voleva mio papà, me l'ha sempre detto, vai avanti su tutto nello sport col canale, che guardava spesso i miei video con il lavoro, cioè adesso devo io realizzarmi e cercare di essere almeno la metà, mi accontenterei di quello che è stato, di quello che ha creato mio papà. Veramente, se sono la metà già sono incredibile perché nessuno è un santo, non è che perché mio papà non c'è più era un santo, però almeno per me è sempre stato un punto di riferimento e quindi la mia speranza è quella, ecco, di riuscire a ottenere i successi che ha ottenuto lui e veramente di lasciare un ricordo e un amore come l'ha lasciato lui, ecco, veramente, perché mi rendo conto che alla fine il corpo non c'è più, ma lo spirito e l'amore, quello rimane sempre ed è più forte di qualsiasi altra cosa. Cioè. Quindi ecco ragazzi, se anche qualcun altro ha vissuto il mio dolore o lo sta vivendo adesso, chiaramente spero di no ragazzi, io spero che sarà fra 150 anni. Ecco, però veramente, almeno per me la fede è importante e l'amore soprattutto che se tu sai di aver dato tutto a quella una persona e di aver ricevuto tanto, dopo non ci sono punti in sospeso o cose. Dopo purtroppo anche la malattia, insomma, ci ha un po' abituato all'idea, nel senso ti prepari un po' prima rispetto magari a una cosa tutto su un colpo che sicuramente è più dura da affrontare. E niente ragazzi, veramente un ringraziamento grandissimo da parte mia e della mia famiglia, che comunque veramente è bello ricevere insomma un pensiero, anche se ripeto non ci conosciamo di persona, però ormai da tanti anni che siamo qua sul canale, quindi è giusto, insomma, siamo una grande famiglia ormai anche noi. E niente ragazzi, veramente un bacio grande a tutti quanti, un abbraccio, voi me ne avete già dati tanti di abbracci e di baci, e niente, il Comendone comunque è qua e non molla, non mollerà mai perché la vita è troppo bella, la vita anche in questi momenti è sempre meravigliosa e bisogna viverla al 100% sempre, come ha fatto anche mio papà, sempre nella sua vita, ha sempre vissuto al 100% e veramente ha fatto una vita grandiosa. Raga, un saluto da Marco. Ciao ragazzi, grazie.